un anno di trattative, è trovato l'accordo tra Federmeccanica e sindacati per il contratto di categoria. Imprenditori e rappresentanti dei lavoratori concordano, svolta storica, sono 35.000 metalmeccanici in regione. Prosegue a Udine il processo a Giosuè Ruotolo, accusato del duplice omicidio di Pordenone. Oggi ha parlato anche Michele Caticchio. Ho visto un Audi A3 sul luogo del delitto la sera dell'omicidio. Il sindaco di Trieste di Piazza promette tolleranza zero contro chi chiede l'elemosina e la fa, bivacca sulle panchine o si lascia andare al turpiloquio. Il nuovo regolamento di polizia urbana finirà in consiglio comunale ed è polemica. Sono 546 le tonnellate di cibo raccolte in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale nella giornata della colletta alimentare. Nella sola provincia di Udine saranno 16.000 le persone che ne beneficeranno. Primo allarme per Del Neri, seconda sconfitta consecutiva e possibile ritiro. Se ne parla bianconero nella settimana del derby del basket. Ospiti presidenti di Trieste e Udine, Marzini e Pedone. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Sono 35.000 i metalmeccanici che in Friuli Venezia Giulia beneficeranno del nuovo contratto di categoria siglato da Federmeccanica e sindacati dopo oltre un anno di trattativa. Imprenditori e rappresentanti dei lavoratori concordano nel definire questo passaggio come una svolta storica che apre un nuovo capitolo in cui si punta ad investire sulle persone, qualificando e valorizzando i lavoratori. Svolta storica, l'accordo raggiunto in Confindustria da Federmeccanica, Assistal, FIMCISL, FIOM CGL e WILM, dopo oltre un anno di trattativa, per l'ipotesi di contratto nazionale dei metalmeccanici che in Friuli Venezia Giulia sono 35.000. Come ci spiega il segretario regionale della FIOM, Giampaolo Roccasalva, ora l'ultima parola spetta ai lavoratori, ai quali Federmeccanica riconosce il diritto di votare su questo contratto. Soddisfazione viene espressa dalle organizzazioni sindacali, in modo particolare dalla FIOM, che dal 2008 non siglava il contratto insieme a FIM e WILM, e dalla stessa Federmeccanica, che punta sulla valorizzazione dei lavoratori all'interno delle imprese. Non si tratta solo di un rinnovamento delle relazioni industriali, ci spiega Roberto Siagri, capogruppo imprese metalmeccaniche e siderurgiche della Confindustria di Udine, ma ora si può puntare a una crescita diversa delle persone che non sono più considerate come un tempo esclusivamente forza lavoro, ma anche come forza qualificata. Fra gli altri punti maggiormente qualificanti di questo contratto, commenta dal canto suo Roccasalva, vi sono la fine dei contratti separati, ma soprattutto le iniziative legate al welfare che beneficeranno di un trattamento fiscale agevolato con il riconoscimento dell'assistenza sanitaria gratuita a tutti i dipendenti, estendendola ai loro familiari, e l'azzeramento del contributo a metà salute a carico del lavoratore. Alla fine direi, conclude Siagri, che tutto è bene ciò che finisce bene, con l'apertura ad un capitolo nuovo che punta a investire sulle persone. E accordo trovato tra Confartigianato, le altre organizzazioni nazionali di comparto e CGL, CISL e WIL sul nuovo modello contrattuale dell'artigianato. In Friuli Venezia Giulia il rinnovo del contratto interessa quasi 9.000 realtà che danno lavoro ad oltre 31.000 dipendenti. Grande soddisfazione da parte del presidente regionale di Confartigianato Graziano Tilatti. Questo accordo, dice, riconosce finalmente il ruolo della piccola impresa anche nel campo della contrattazione sindacale e apre una nuova pagina che speriamo dia reciproca soddisfazione ad aziende e lavoratori. Quello che davvero ci vorrebbe ora è una riduzione della fiscalità legata alle retribuzioni, più soldi in tasca agli operai e meno costo a carico delle imprese, conclude Tilatti. E cresce il nervosismo degli operatori finanziari internazionali in vista del referendum di domenica, e così le ripercussioni del suo esito sul salvataggio di banche presenti anche nella nostra regione hanno fortemente influenzato la giornata di Piazza Affari. L'articolo del Financial Times sull'ipotesi che in caso di vittoria del no al referendum sono a rischio di fallimento 8 banche italiane già in crisi, tra cui Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ha scatenato un vero tsunami sui mercati. I due istituti del nord-est sono in una fase molto delicata di risanamento e gli azionisti, che rimangono preoccupati, si attendono la quantificazione del risarcimento.
Era già accaduto qualche tempo fa con un articolo di tono simile pubblicato dall'Economist. Il problema sollevato dalla stampa estera è in prima battuta tecnico, ovvero in caso di bocciatura della riforma costituzionale, l'instabilità di governo potrebbe portare a posticipare l'intervento pubblico in corso per salvare questi istituti di credito. Però il premier Renzi ha già rassicurato che non ci saranno crisi politiche al buio e si sa che i risparmiatori saranno tutelati. Il secondo problema è di carattere finanziario. È solo la speculazione della vigilia oppure sono timori fondati? Lo scopriremo da lunedì. Ottava udienza del processo a Giosuè Ruotolo per il duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone. Diversi testimoni ascoltati oggi in tribunale a Udine, a partire da Michele Caticchio, frequentatore della palestra e presente nel parcheggio la sera del tragico fatto. Racconta di aver visto un Audi A3 Sportback grigia nel parcheggio accanto alla cabina elettrica la sera dell'omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. All'interno ha riferito di aver visto una persona di età non troppo avanzata che aveva un po' di barba, queste le sue parole. Quindi parola al primo proprietario dell'Audi A3 individuata sul luogo del delitto. Il test, che l'ha poi venduta ad un concessionario di Somma Vesuviana, ha notato che sono state cambiate la mascherina frontale e i cerchioni rispetto alla macchina originale di sua proprietà. Il concessionario spiega di aver venduto l'auto ad Alfonso Ruotolo, papà dell'imputato. Sono stati recuperati questa mattina dall'elicottero del 118 i 3 escursionisti bloccati poco sotto la cima del Monte Frugna nel gruppo del Colnudo in comune di Claut. È stata una brutta avventura per un uomo di Roncade del 1952, del CAI di Fiume, di 2 sorelle di Mestre del 73 e del 1982 del CAI di Venezia, che hanno trascorso la notte alla Diacio a una quota di circa 1800 metri. I 3, dopo aver raggiunto la cima del monte, hanno perso la via del rientro a causa della scarsa visibilità del terreno infido e del sopraggiungere del buio. L'elicottero del 118 si è alzato in volo alle 7:30 con a bordo gli operatori sanitari e i tecnici del soccorso alpino della Valcellina. Li ha recuperati uno alla volta con il vericello. Le operazioni si sono concluse alle 8:50, riportando a valle le 3 persone che poi si sono recate all'ospedale di Mestre con la propria auto per accertamenti. Una delle 2 sorelle ha riportato delle contusioni in seguito ad una brutta caduta proprio al limite di un salto di rocce. Abbiamo trascorso 14 ore al freddo, hanno raccontato ai 3, eravamo sotto uno sperone roccioso, riparati dalla rugiada che poi si è trasformata in brina. Per fortuna avevamo con noi un telo termico. Gli uomini del soccorso alpino, hanno detto, sono stati davvero eccezionali. Varie dosi di hashish, marijuana, cocaina ed ecstasy sono state trovate in un locale di Reana. I carabinieri di Feletto Umberto, assieme al personale del nucleo operativo e radiomobile, dell'Ispettorato del Lavoro e del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia, in provincia di Padova, hanno effettuato un controllo in un locale di Reana, controllo finalizzato al contrasto del traffico e consumo di sostanze stupefacenti e all'accertamento del rispetto sulle normative del lavoro. Le perquisizioni personali e dei locali hanno portato al sequestro di diverse sostanze stupefacenti nascoste in diversi punti del locale. Il controllo ha permesso inoltre di accertare violazioni lavorative con la presenza irregolare di dipendenti. Caserma Filzi a Palmanova, nuovi crolli nella notte. Il tetto dell'ex sede del comando Genova Cavalleria, una delle 3 caserme napoleoniche di Palmanova, ha subito nuovi danni. Alcuni metri del tetto hanno ceduto, rischiando di compromettere l'intera copertura di 1100 metri quadrati. Voglio tranquillizzare tutti, dice il sindaco Francesco Martinez, vista la posizione dello stabile non c'è particolare pericolo per la pubblica incolumità. Le condizioni meteo di questi ultimi giorni hanno causato i cedimenti, purtroppo il tetto è in condizioni precarie da moltissimi anni. Già sono stati infatti interventi di messa in sicurezza sulle linde della stessa caserma, ma chiaramente il tutto è risultato insufficiente, prosegue il primo cittadino. Dobbiamo intervenire con urgenza, perlomeno sulla copertura. I continui crolli su più immobili dimostrano quanto dobbiamo fare presto e quanto servano ulteriori risorse, conclude Martinez.
Il rapporto 2016 sull'immigrazione in Friuli Venezia Giulia, elaborato dalla Regione Sudati Istat, fotografa un calo della popolazione straniera nella nostra regione. Cambiano un po' le carte in tavola e c'è bisogno di in qualche maniera riorganizzarsi, commenta l'assessore regionale Gianni Torrenti. Vediamo. Continua a calare la presenza degli immigrati in regione. A dirlo è il rapporto immigrazione 2016, per il quale il numero degli stranieri presenti in Friuli Venezia Giulia nel 2015 è calato del 2,2%, raggiungendo quota 105.000 residenti, pari all'8,6% della popolazione. La flessione di oltre 2.000 unità non è determinata dalla riduzione dei flussi in entrata né dalle nascite, ma dal fatto che oltre 5.500 persone hanno ottenuto la cittadinanza italiana. La comunità più nutrita è quella rumena, seguita da quella albanese, serba, ucraina e marocchina. Cresce invece l'incidenza di minori stranieri nelle nostre scuole. Alla fine del 2015, infatti, gli studenti immigrati erano 19.233, l'1,1% in più rispetto all'anno precedente. La gran parte di questi ragazzi e bambini, il 55,6%, è nata in Italia, percentuale che sale all'82% se si tiene conto solamente delle scuole per l'infanzia. I dati del rapporto, commenta l'assessore regionale Gianni Torrenti, non valgono solo come importante monitoraggio statistico, ma devono essere uno strumento per fronteggiare la necessità urgente di governare meglio i processi di integrazione. Un dato su tutti fa riflettere, continua Torrenti. I nati con almeno un genitore straniero sono il 44,2% a Pordenone e il 40,6% a Udine. Torrenti ha confrontato anche la qualità dell'immigrazione tra due diverse aree considerate produttive. In 9 anni l'arrivo di laureati stranieri nell'End e la Baviera ha consentito un risparmio di 250 miliardi in formazione. In Friuli Venezia Giulia non solo formiamo persone altamente scolarizzate che poi si trasferiscono all'estero, ma siamo attrattivi esclusivamente per un'immigrazione i cui costi di scolarizzazione e formazione sono totalmente a nostro carico. Dopo Pordenone tocca a Trieste. Pure il sindaco del capoluogo giuliano mantiene le promesse fatte prima della sua elezione a sindaco, dichiara tolleranza zero contro chi chiede elemosina, chi bivacca sulle panchine in centro o nelle aree verdi e si lascia andare al turpiloquio. Punizione anche per chi elargisce elemosina o chi avvicina le prostitute in auto. La linea dura, già operativa a Pordenone, è contenuta nella bozza del nuovo regolamento di polizia locale approvato dalla Giunta di Trieste, che dovrà passare all'esame del Consiglio Comunale. Ed è già polemica, ci sono le prime reazioni contrarie. Il servizio. Il divieto di stazionare seduti, sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, piazze, marciapiedi, sotto portici, nei pressi di edifici di valore storico e monumentale, nonché sdraiarsi sulle panchine impedendone ad altri il normale utilizzo, porterà una multa da 150 a 900 euro. Vietato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico elargire somme di denaro ai mendicanti, con una sanzione da 50 a 900 euro, per il mendicante ma anche per chi elargisce il denaro. E ancora le sanzioni ai parcheggiatori abusivi da 25 a 250 euro o quelle che saranno comminate a chi ferma il proprio veicolo per contrattare ovvero per concordare prestazioni sessuali effettuate da chi esercita la prostituzione su strada, da 250 a 1500 euro. Ancora Roberti ha citato il divieto di fumo e di consumo di bevande alcoliche in tutti i giardini pubblici, cioè nell'area dell'intero giardino e non solo come finora previsto negli spazi di gioco, con sanzione da 100 a 600 euro. Sono solo alcune delle novità del regolamento leghista di Pierpaolo Roberti. In città gli stessi simpatizzanti del centrodestra non usano mezzi termini, ma non tutti nella maggioranza sono d'accordo. Per Manuela De Click di Forza Italia è pura follia, la nostra clarità cristiana dove va a finire? Sono senza parole. In Consiglio Comunale questo piano se lo votino loro. Il commento di Paolo Menis, capogruppo dei 5 Stelle, è lapidario. Ci lasciano a dir poco stupefatti alcuni passaggi del nuovo regolamento di polizia urbana presentato ieri dal vice sindaco Roberti. Multare chi fa l'elemosina è roba da regime dittatoriale. Non è che in questo modo che si colpisce il racket che sfrutta coloro che vanno a mendicare in centro città. Ci rendiamo conto che con questa norma viene tolta la libertà dal cittadino di donare piccole somme di denaro? Inoltre Roberti arriva ad imporre il divieto di stare seduti a terra. Verrebbe da ridere se non fosse da preoccuparsi seriamente.
Per Furionsel, sindaco di Udine, per la prima volta i rappresentanti delle città potranno dire la loro direttamente a Roma grazie alla riforma costituzionale, ma molti altri primi cittadini del Friuli la pensano diversamente. Oggi in una quarantina con le fasce tricolori sono scesi in Piazza della Libertà per manifestare a favore del no al referendum. Non a caso nella loggia del Lionello, sotto gli uffici di Onsel, rimasto ultimo baluardo di centrosinistra tra gli 8 centri più popolosi della regione, ha detto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, con riferimento alle ultime tornate amministrative, al cambio di colore a Pordenone con Alessandro Ciriani e a Monfalcone con Anna Maria Cisint. Tra gli intervenuti il sindaco di Gorizia Ettore Romoli. La manifestazione è stata anche un'occasione per ricordare il no di molti centri alle utili unioni territoriali intercomunali. Oggi abbiamo assistito a una sfilata di oppositori di Renzi, Serracchiani e PD, più che a una mobilitazione per il no alla riforma costituzionale. Parliamo degli stessi amministratori che abbiamo visto in piazza a più riprese contro le UTI o la riforma sanitaria. Lo afferma la segretaria regionale del PD e consigliere comunale a Trieste Antonella Grimm dopo la manifestazione di alcuni sindaci per il no al referendum. Secondo Grimm, quando si è amministratori e sindaci si rappresentano tutti i cittadini. Personalmente trovo che anche l'uso fatto della fascia tricolore oggi per una mobilitazione squisitamente politica e non istituzionale sia inopportuno, conclude Grimm. La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato all'unanimità il testo unico sulla viticoltura e la produzione del vino. Si passa così da oltre 4.000 pagine di leggi e provvedimenti ad un testo che in 90 articoli racchiude tutta la disciplina di riferimento, sottolinea l'assessore regionale alle risorse agricole Cristiano Sciaurli. Si tratta per l'assessore di un'operazione che consente di semplificare e migliorare i controlli, ridurre la burocrazia e dare ulteriore impulso ad un settore trainante che vale oltre 14 miliardi di euro con un export che supera i 5 miliardi e mezzo. Il Friuli Venezia Giulia, evidenzia Sciaurli, ha fatto la sua parte non solo nel dibattito ma soprattutto nel dare un esempio di unità della filiera vitivinicola. La Giunta Comunale di Udine rischia di inciampare sul pavé di via Mercato Vecchio. Il piano che prevede la sostituzione del porfido con pietra piasentina e l'eliminazione dei marciapiedi nella via storica dello shopping sta mettendo in allarme i commercianti che si troveranno domani alle 13:30 in Camera di Commercio per discutere della proposta di pedonalizzazione e portare le loro obiezioni. Restiamo in città, da punto di riferimento per lo sport cittadino a realtà in abbandono. Il dopolavoro ferroviario di Udine è stato progressivamente costretto a lasciare le strutture storiche. L'ultimo in ordine di tempo è il circolo tennis di Via Gallo che versa in stato di completo abbandono. C'era una volta il dopolavoro ferroviario di Udine, una realtà che a cavallo degli anni 90 contava 8.000 soci e un bilancio di 2 miliardi di lire, gestendo direttamente 6 mense aziendali e 6 impianti sportivi, con una ventina di gruppi sportivi e culturali. Poi l'impero inizia a scricchiolare, complice l'introduzione delle gare d'appalto e le trasformazioni istituzionali. Le ferrovie, che prima concedevano gratuitamente gli spazi, introducono canoni d'affitto, via via sempre più cari, fino a raggiungere costi fuori dal mercato. Il DLF è costretto ad abbandonare tutti i locali, compresa la storica sede sociale di via Cernaia. L'ultimo baluardo a cadere è il tennis di via Gallo, dove negli anni sono cresciuti diversi campioni. I campi rossi si trovano stretti fra la scarpata ferroviaria e la sottostazione elettrica di Udine. FS, dopo aver costretto i tennisti all'abbandono delle strutture, ora ha fatto anche sgomberare l'area dagli arredi interni ed esterni. Il sito quindi è caduto in uno stato di abbandono totale. Siamo scioccati. È arrivato il colpo di grazia delle ferrovie sul nostro tennis DLF di Udine. Non solo ci hanno obbligato ad abbandonare i campi per un affitto escluso dopo 50 anni di attività e di gloria sportiva. Qua sparisce definitivamente una realtà cittadina. Ci hanno obbligato a sgomberare immediatamente gli arredi interni ed esterni, che non sapendo dove collocarli sono finiti in discarica, nonostante un loro valore commerciale. Oltre a essere scioccati, siamo arrabbiati tantissimo.
Sono 546 le tonnellate di generi alimentari raccolte in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale in occasione della giornata della colletta alimentare. In provincia di Udine sono destinate tutte queste scorte di cibo ad aiutare oltre 16.000 persone, tra le quali anche moltissimi friulani, anziani, disoccupati o con problemi di salute. 146 le tonnellate di generi alimentari raccolti in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto Orientale in occasione della 20ª edizione della colletta alimentare. Vi ha aderito la maggior parte dei supermercati della nostra regione, con l'aggiunta quest'anno di piccoli negozi della montagna che hanno voluto dare il proprio contributo. È stata grande la partecipazione di volontari, ben 11.000 in tutta la regione, dei quali 3.000 in provincia di Udine e 650 nel capoluogo friulano. Soddisfatti gli organizzatori del banco alimentare, i cui magazzini regionali si trovano nella zona industriale di Pasian di Prato. Riteniamo che la colletta sia andata molto bene, in quanto sono stati raccolti una quantità di cibo che ci permetterà di aiutare 46.000 persone per tutto il 2017 e questa merce circa rappresenterà un quarto di quello che noi riusciremo a distribuire. Tra l'altro va anche sottolineato che c'è un incremento delle persone che necessitano del vostro aiuto. Certo, noi abbiamo molte strutture caritative che chiedono di convenzionarci con noi, quindi il fatto di raccogliere più cibo ci permette di aiutare più strutture caritative e quindi più poveri che hanno bisogno. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la maggior parte degli assistiti dalle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare sono cittadini italiani, sono famiglie che hanno perso il lavoro, sono persone che escono da situazioni di dipendenza o da malattia, sono anziani soli o sono famiglie, nuclei familiari numerosi. Sicuramente il più grande successo della colletta alimentare è che i volontari aumentano di anno in anno e le persone che vanno a fare la spesa comunque sono molto generose. È proprio il caso di dire che la carità cambia la vita a tutti. E il primo cambiamento è proprio in chi fa attività di volontariato, attività di carità, perché donando il proprio tempo educa se stesso a una dimensione di gratuità che la società d'oggi tende a farci dimenticare. A pochi giorni dalla morte di Fidel Castro un ricordo tutto friulano, è quello di Edi Todaro del gruppo Lis Mascaris di Morsano di Strada, gruppo che nel 2003 in concomitanza con il 50° della rivoluzione cubana ha avuto la possibilità di essere presente alle manifestazioni organizzate a Cuba, la presenza di Fidel Castro. Ascoltiamo allora le parole, il racconto di Edi Todaro. Ecco, siamo con Edi Todaro, presidente dell'associazione Lis Mascaris. Dobbiamo fare un ricordo. A 5 giorni dai funerali di Fidel Castro, lei Castro lo ha conosciuto e come? Nel 2003? Nel 2003 a Santiago di Cuba, quindi dove ha iniziato la vera e propria battaglia finale per la democrazia, chiamiamola democrazia di Cuba, però abbiamo avuto un riscontro perché abbiamo donato a Fidel una maschera nostra in fibra di carbonio, resina, eccetera, il che si è dimostrato di una gentilezza e di un'educazione, un rispetto per coloro che lavorano, perché lui non aveva mai visto una maschera del genere ed è stato così curioso e ha voluto chiedere ai suoi, in traduzione, volevano sapere per filo e per segno della questione della maschera. Sono stato molto orgoglioso appunto per aver fatto questo lavoro e devo ringraziare comunque Daniele Lorenzi, colui che ci ha portato a Cuba, non soltanto per Fidel Castro, ma anche per il popolo cubano che ci ha dato veramente tanta soddisfazione anche nella sfilata. Da Castro, odiato, ha subito diversi attentati, che impressione aveva fatto? Una grande impressione come, diciamo, il generale, no? Comandante, lui diceva, però effettivamente non ha avuto il coraggio di portare la democrazia a Cuba. Lui ha detto una cosa sola, alcune cose: la scolarizzazione, la medicina e un tetto per tutti, però fondamentalmente quando manca la democrazia cade tutto e quindi di conseguenza grande statista non ha avuto coraggio però di fare qualcosa di più importante. Ecco, a quel ricevimento Todaro lei è stato uno dei pochi, c'erano dei capi di Stato e ha avuto questa specie di deroga. Sì, davanti di me, prima di me c'era diciamo Lula, dietro di me c'era il presidente della Repubblica Cinese, erano tutti più grandi diciamo dal Perù, dalla Bolivia, erano tutti più grandi presidenti della Repubblica.
È solo con l'abbassamento delle temperature di questa notte fino a meno 10 gradi che i cannoni sparaneve di Passo Pramollo hanno iniziato a funzionare. L'obiettivo di aprire la stagione il 7 dicembre è così confermato, come è stato spiegato oggi a Udine. Nessuna previsione invece per quanto riguarda il collegamento con il fondovalle a Pontebba, progetto di cui si parla ormai da 10 anni. Oggi a Udine sono state presentate le novità del polo sciistico carinziano, a partire dai prezzi degli ski pass che non registrano aumenti. Sono numerose poi le proposte di contorno alla classica discesa, dalla confermata sfida Batti il campione, lungo un tracciato di 25 km, al festival di musica metal in alta quota. Siamo come ogni anno venuti a presentare la stagione invernale e quest'anno abbiamo delle novità non tanto grandi perché non abbiamo fatto impianti grandi, però abbiamo fatto piste più larghe e impianti di innevamento molto più efficienti. Per quanto riguarda invece i prezzi degli ski pass? Lo ski pass costa quest'anno 46 euro in alta stagione, però c'è la possibilità, facendo degli acquisti presso Sorelle Ramonda, Autostar e Tiare, di avere uno sconto del 10% sullo ski pass. E la collaborazione con Promotour? La collaborazione con Promotour abbiamo sempre lo ski pass Alpe Adria che vale per i senior e per i normali. Per quanto riguarda invece il progetto di realizzazione di un impianto di collegamento Pontebba-Passo Pramollo, ci sono novità? Novità c'è che siamo addirittura di arrivo, però la burocrazia è ancora un po' lunga in Italia, voi sapete, non è che vi spiego, no? Tra Italia e Austria si mettono insieme e allungano un momento i tempi, però c'è una buona prospettiva di fare l'impianto. Però è da troppi anni che questa buona prospettiva viene riconfermata, ma poi nulla succede. Noi possiamo solo confermare quello che ci dicono, non possiamo decidere, se dovessimo decidere noi avremmo già fatto. È ora il momento di vedere insieme la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini. Manamana. 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 Siamo arrivati alla pagina sportiva, vi ricordo questa sera a partire dalle 21 l'appuntamento con Bianconero, allora vediamo un po' quali saranno i temi al centro di questa puntata. Primo allarme per Del Neri, quella contro il Cagliari, la seconda sconfitta consecutiva della sua gestione e non bastano la sfortuna, i 2 pali colpiti a salvare la sua Udinese dalle critiche. Domani alla ripresa degli allenamenti è attesa la decisione sul ritiro paventato ieri dalla società. Se ne parla appunto questa sera a Bianconero con Massimo Giacomini, Massimo Radin, Andrea Ioime assieme ai tifosi dell'Udinese Club SGN con i quali sarà affrontato anche il tema Danilo, tema ancora caldo. Verrà trasmesso anche un'intervista esclusiva a Perizza che punta l'Atalanta contro la quale lo scorso anno andò 2 volte a segno. Ospiti speciali di questa puntata di Bianconero saranno Giovanni Marzini e Alessandro Pedone, presidenti dell'Alma Trieste e della GSA Udine, che sabato sera al Pala Trieste si sfideranno in un derby del basket atteso da oltre 10 anni. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie a tutti voi per la vostra cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.